La Filcams, la Fillea e la FIOM CGIL di Nuoro in una nota precisano le ragioni che ieri hanno portato i suoi rappresentanti a incontrare i dirigenti dell'ASL di Nuoro in forma separata rispetto alle altre sigle sindacali confederali. Questa, scrive in una nota la CGIL, deriva dal fatto che le categorie coinvolte sono diverse ed era opportuno esplicitare per ogni categoria le preoccupazioni in maniera completa, considerando il fatto che la maggior parte dei lavoratori sono rappresentati dalla nostra organizzazione. La CGIL ricorda che nel corso dell'incontro l'ATS ha ribadito la propria posizione sul project financing, di ritenere cioè risolto il contratto originario per grave inadempienza, basandosi sull'annullamento in autotutela che risale al 2016 e a tutte le delibere e le sentenze che sono succedute da quella data in poi. La CGIL sottolinea che alla domanda sulla tenuta occupazionale e sull'applicabilità delle norme relative alle clausole di salvaguardia nel caso di cambio di appalto previste dai contratti collettivi nazionali, l'ATS abbia risposto che non si può parlare di clausole di salvaguardia in quanto non esiste un vero e proprio cambio d'appalto. Il sindacato, prosegue la nota, si chiede in che modo verranno tutelati i lavoratori se non è prevista questa clausola, quando verrà bandita la gara o se esistano già aziende pronte a sostituire, procedendo con lo stesso metodo contestato al project financing, cioè in affidamento diretto. La CGIL chiede all'ATS anche quanto incida l'annullamento dell'atto aggiuntivo 2 in termini di tenuta dei posti di lavoro. Queste domande, conclude la nota della CGIL, si basano sulle rassicurazioni avute in incontri precedenti con l'assessore regionale della sanità Luigi Giarru e col direttore generale dell'ATS Fulvio Moirano sulla tenuta dei livelli occupazionali, ma che non hanno trovato conferma nell'incontro con la ASL di Nuoro. Pur ringraziando per la celerità e disponibilità nel ricevere la nostra delegazione, l'incontro non è stato esaustivo e convincente, molte problematiche sorgono e devono essere trattate direttamente con i vertici dell'ATS e della Regione, che sono gli unici preposti a prendere decisioni in merito alla riorganizzazione del polo sanitario nuorese.